Bentornati a un nuovo appuntamento con Mattino Verona. Siamo di nuovo in diretta con voi per parlare del tema del giorno di oggi. È della settimana scorsa, infatti, la proposta del governatore del Veneto Luca Zaia di far effettuare i tamponi anche ai veterinari per aiutare e alleggerire il carico chiaramente dei medici. Zaia avrebbe già dato disposizioni per convocare i liberi professionisti e i dipendenti delle ULSS, ma negli scorsi giorni è anche arrivato il no fermo del sindacato dei veterinari del Veneto tramite la segretaria regionale Maria Chiara Bovo, che ha sottolineato come la somministrazione dei tamponi da parte dei veterinari risulterebbe un abuso di professione. E allora, per chiarire questa posizione e questo tema, siamo proprio in collegamento telefonico con la dottoressa Maria Chiara Bovo, segretaria regionale del Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Allora, innanzitutto ci spieghi più nel dettaglio per quale motivo i veterinari non possono effettuare i tamponi, cosa comporterebbe per voi a livello giuridico? A livello giuridico è previsto dal codice penale che si tratterebbe di abuso di professione. Noi veterinari non possiamo esercitare la professione medica e infermieristica, e quindi chiunque esegue abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato è perseguibile penalmente. Questo vale sia per noi veterinari dipendenti che per i veterinari liberi professionisti, e questo è il punto dove ci dobbiamo fermare, insomma. Certo, ecco, lei nel comunicato stampa che ha inviato qualche giorno fa ha anche sottolineato il fatto che fino ad ora, nonostante la disponibilità a partecipare alla definizione di strategie di contrasto all'epidemia, la vostra categoria non è stata mai contattata dalla Regione. Sì, difatti attendiamo una richiesta specifica, perché, come ha promesso il Presidente Zaia, saremo contattati. Noi come Sindacato di Veterinari di Medicina Pubblica, il sindacato che rappresenta la maggior parte dei veterinari pubblici, non ha ancora avuto nessun riscontro. E mi preme ricordare che comunque noi siamo presenti e siamo disponibili fin dalle prime fasi dell'emergenza. Solo per fare un esempio, già in aprile l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che è il nostro laboratorio di riferimento, ha cominciato eseguendo anche 700 fino a 700 tamponi, processando fino a 700 tamponi al giorno, per cui la nostra disponibilità sia operativa sia nella gestione delle strategie dell'emergenza è completa. Noi siamo presenti e la nostra esperienza ci porta a conoscere le modalità di gestione dei focolai infettivi. Certo. Siamo da decenni nel campo. Sì, prego. No, prego, continui. Sì, da decenni noi siamo abituati, avendo un'attività di sorveglianza delle malattie infettive degli animali in tutta la filiera alimentare, dall'allevamento alla tavola. Siamo abituati proprio al nostro compito, quello di intercettare le malattie nel nascere o prevenirle, e quindi facciamo una sorveglianza attiva nel territorio, negli allevamenti, proprio per evitare le epidemie e le pandemie. Un esempio è dal 2000 che noi gestiamo l'influenza aviaria, che è una zoonosi, cioè una malattia trasmissibile dagli animali all'uomo, e che appunto riusciamo a contenere, per cui insomma abbiamo un ruolo molto importante nella medicina pubblica. Certo. Ecco, l'Ordine dei Medici Veterinari del Veneto e anche quello di Verona, abbiamo intervistato pochi minuti fa il presidente Cestaro, hanno detto che sarebbero d'accordo con la proposta del governatore Zaia, a fronte però chiaramente di una formazione adeguata e di una deroga alla legge attuale. Ecco, lei cosa ne pensa di questa disponibilità? Ma guardi, è un modo diverso per rispondere allo stesso problema. Entrambi diciamo che al momento non è possibile operare
sulle persone. Naturalmente la disponibilità dei veterinari, sia l'ordine, sia la Federazione degli Ordini, sia noi veterinari dipendenti, la disponibilità la rappresentiamo sempre, insomma. Ecco, chi dovrebbe intervenire per dare, diciamo così, per dare una deroga a questa legge, per riuscire effettivamente a dare una mano? Si può fare o è proprio impossibile? Allora, la legge è una legge dello Stato, quindi il codice penale, però insisto, dare una mano, noi stiamo già sul campo, molti miei colleghi stanno già eseguendo il contact tracing, cioè diamo una mano e stiamo al fianco dei colleghi medici per tutta l'attività che riguarda la gestione dell'emergenza. Noi riteniamo che sia molto importante, sarebbe molto importante che noi fossimo presenti anche in tutte le task force ai diversi livelli, a livello ministeriale, a livello regionale, a livello aziendale, che ci sia anche un veterinario nella gestione delle strategie di contenimento. Ecco, però noi sul campo ci siamo già, perché appunto, insisto, il contact tracing lo stanno già eseguendo i nostri veterinari e i nostri tecnici della prevenzione. Quindi la disponibilità e l'aiuto, che è importante in questo momento soprattutto, dobbiamo darla, è un nostro compito, è una nostra valore, ecco. Assolutamente sì. Ecco, un'ultima domanda che esula da questa tematica. L'Ordine Nazionale dei Medici proprio in queste ore ha chiesto al governo di istituire un coprifuoco, un lockdown anzi, nazionale generalizzato. Ecco, cosa ne pensa di questa richiesta? È un momento così difficile che io non posso che essere d'accordo. Penso che sia una richiesta sensata, nonostante sia un sacrificio per tutti. Però noi stiamo vivendo un momento incredibile, mai vissuto prima, e penso che sia meglio correre i ripari in maniera magari impopolare o drastica prima piuttosto che aspettare. Certo. Questa è la mia opinione personale. Certo, chiaramente. Benissimo, allora noi ringraziamo e salutiamo la dottoressa Maria Chiara Bovo, segretaria regionale del Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica. Grazie per essere stata con noi questa mattina. Grazie a lei. Benissimo, allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e nuove interviste per il tema del giorno di oggi. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.